antropologia, ma hanno imparato, cioè cultura è una cosa che si chiama di storia, è un prodotto storico. Mi sono avvizzante che al di là di un prodotto storico è un prodotto anche delle esperienze dei nostri antenati, che anche biologicamente ci viene messa nel cervello e resta là nascosta, e scoprirla come un patrimonio comune, trovando il linguaggio adeguato per esprimerlo, e se non la può separare, e sa poesia che separa a me, ma non briga a madre, ci chiede fare questo tempo ci chiede cose per fare cose. E torno grazie a chi dai chi ha imparato, sono queste persone che sono in euro. Le zende ed organi c'ha una ricchezza letteraria nel tempo che varrebbe la pena di studiare e di analizzare meglio, come linguaggio, cominciare da 12 anni, che ha scritto riflesso su me lasciamo fare, 42 Zinnassi Luci Serra, Ciutat Allulai, Bellia Sciacqua ha scritto Musa Dorgalescia e ha fatto una raccolta di poesie di tantissimi anni fa, 50 avevo Pucca, Zia Antoni Pucca, e i presenti, prima di tutto Gonario, il suo vocabolario di una ricchezza tale che vai a scoprire parole, vai a scoprire sensi, che è importantissimo recuperare le parole. E qualcuno per esempio sul libro, quelli che sono spizzino, non hanno fatto un montone di parole sullo ischio e che sono raccontati sul vocabolario dei Gonario che riannanano. Mi pare importante, ecco, recuperare anche questo senso delle parole perse, di come parlavano i nostri grandi, per non perdere la lingua, perché la lingua è lo specchio dell'anima. E a legare i salti non è la propria cosa da legare in italiano da legare in inglese. E tanto tornare a legare i salti, questo è importante, per riscoprire proprio la profondità della luce. Pietro Sorge, Salvatore, si usa un pazzo di scuola che è Salvatore Tartarino, ma sul Fangelo, sono tutto Fangelo, si vede quello che si scrive. Anzelina Giozza, Tonino Raditù, chi scrive e chi mi è servito tanto per capire. È comodo avere civile per recuperare, anche perché queste parole, queste poesie sono state scritte liberamente, però va per un modo di scrivere. Per esempio, un'altra persona in vita che ha fatto un studio è Rimas, che è scritto Andrea Lettano. Gli ha fatto un'analisi dei commenti che ci ha questa poesia di sangue, perché le cose sono un modello, perché le cose si affrontano. E quando si impara, ti obbligano a fare un certo percorso, ti obbligano a cercare una certa rima, a impostare queste parole sul modo di andare in un certo modo, che quando essi bene gli dà un valore aggiunto. E questa poesia scritta in questo modo veramente sono qualche cosa di più. E così non liberamente ognuno dà emozione sua e conta a questo che deve parlare. Durgari. Ogni volta che noi che viviamo in Nedda, pensiamo a Durgari, lo pensiamo come il luogo del mito, come il luogo del sacro. Che ogni volta che devi restaurare ti devi preparare. Ti devi preparare è un ritorno a dei ricordi che vivi, poi non ci sono che ti abituerete, però è un recuperare veramente un'emozione forte, come sbarchi a Dolby anche su un bracco diverso, ma un braccone, e ogni volta che ti canta non dar gana che ti cantare, e però vabbè, poi ognuno sembra come salita, io sono nascosto in Roma, sono cresciuto in Roma, traballo in Roma e in ogni luogo, quindi si storia ragazzi, però sempre questo legame di tornare a vita, di pensare a vita, può poter legare per l'universale, credo che sia una cosa importantissima per non andare media, e accattare una scusa per scrivere un libretto, può tornare e può accattare a tutti noi sicuramente su un onore e un piacere, ma chi non basta, tutto si stima di essere sparato, sa quello che può andare. Grazie. In che si dà il sangue, le supporto, ma non ci pensi su
poi ho iniziato a tracchettare il gusto. E tornano per questo momento più forte. E sono due che posso contare in 2 minuti. Uno che è questa storia per il de Francesco e de canto è importante con me all'aria di notte a quello che trovate che sono paquete, il minore. Io probabilmente 7-8 si caccheranno di sconto di unità e vai a una pizzina vicino alla Mallenetta, una ragazza d'anno, una delle sue prime. Io sono andato e la potevo fare strizza su questa pizzina, non riesco qui. Sì, a chiamo questo zoccolo dove tanto la pizzina si tira sospiro, c'è questa pizzina e la potevo fare strizza. Ci mezzirà sul babbo, che non ha cara di dolore. E mi arriva una volta che mi si fa che veramente in questo momento mi ha aperto un'attenzione a tutte queste persone che invitano a volere a casticare. Persone che poi acquisti in Brasile, acquisti in Siria, acquisti in Medallocos, che stiano dentro il Sardomo che non hanno la San Bessiasca, parliamo di una rigonza questa famiglia era una persona malata. E hanno questo trabalho denaro che sono le gente che ha, che è gente ricca, che è gente che deve essere valorizzata, che deve vivere in noi. E scusa come tentavo di fare in Siria, con questo trabalho, e scusa come tentavo di fare chi in progetto, per cui questo trabalho qui a andare a questo loro, a analizzare i problemi e a los trasformare in progetto, cioè a cliccare in area, a cui si clicca per riuscire cosa poter la quale in un montone del mondo in ogni anno in Africa, in America Latina, ma potevano trovare anche in e sono entrati in contatto con tutta una serie di persone che in Bonino abbiamo allegato, in Francesco abbiamo allegato, in altre persone abbiamo allegato, poi interpreti, con mente anche una relazione di educati sul mondo per il livello progettuale. Questi sono i comizi. Io lì ci decreto pagherà, non decreto pagherà, e andiamo a fare per e poi venire invece su un'altra storia che è in Argentina. Sul 1992 traballai in Buenos Aires, con Jeremia, che già sposava, io sono in Muizzo, che in Ingolone. E figli su Battor di Friulas e su 92, mi l'ho per una telefonata. E da schiù un istio. Con piani su piedi in una notte scura, San Luca di Ministeri scorsa a San Luis. Un pranto a Dolimao, in un mare di Arneos, che sono flores più bello che Regina Samora. I fungo es anima, una tita amorosa, quindi pochi di adesso non è sposistavo, guarda di lì. Grazie davvero.